mercato non era in grado di fare bene il proprio mercato. Noi abbiamo avuto un altro approccio. Di cuore, mi scuso per i tempi che sono veramente un po' no, si scusi lei, e abbiamo capito soprattutto che nonostante pochi chilometri ci separano c'è una distanza abissale, perché dico solo 3 concetti: la stabilità politica in Italia, lasciamo perdere, non ci sono funzionari politici, e anche qua mi pare che è. E terzo discorso, ultimo, appena accennato, che è una rivoluzione rispetto a noi, è il sindacato partecipativo, che è un altro aspetto che c'è molto da lavorare. Adesso metto un attimo sotto torchio i nostri 2 ospiti politici, il sindaco Flavio Tosi e il presidente dei Popolari, il senatore Mario Mauro, ex ministro della Difesa. Abbiamo avuto questo quadro, prima con il professor Antonini, adesso con il vicepresidente Bocklet, come di fronte a questo tentativo di nuovo centralismo poco democratico, centralismo governativo renziano, che sta tirando via le autonomie, come si possiamo andare a difendere il Veneto, la specificità del Veneto? Abbiamo un ventaglio di opzioni. Cosa facciamo? La secessione, ma mi pare che ormai non se ne parli più. Andiamo a votare l'articolo 116 della Costituzione per dare al Veneto la stessa autonomia delle altre regioni a statuto speciale, oppure aspettiamo il referendum sull'indipendenza del Veneto che la regione ha promosso. Qual è la ricetta secondo voi più percorribile e anche quella più fattibile in termini concreti? Sindaco Tosi e poi senatore Mauro. Allora, buongiorno a tutti. Io ringrazio ovviamente il vicepresidente della Baviera qui presente, lo ringrazio davvero di cuore per aver portato un contributo di chiarezza, perché in Italia spesso si parla del federalismo tedesco, però magari non si apprezza concretamente quali sono i dettagli operativi. E lui oggi è venuto a spiegarci come funziona il federalismo in Germania, come funziona la Baviera e come funziona il modello della CSU-CDU, e quindi anche questo è particolarmente importante che è un modello politico che forse bisognerebbe provare a importare nei nostri territori. Ovviamente ringrazio l'amico Mario Mauro per la sua presenza a Verona, perché visto che si parla di riforme di assetto costituzionale, lui è un esperto in materia e quindi si riesce a stare su temi concreti che sono quelli di interesse. Quindi appunto rispondendo alla domanda, visto che poi anche prima il professor Antonini, che conosco e stimo da anni, ci ha dato uno spaccato di quella che è la disomogeneità del nostro paese, la disorganizzazione del nostro paese, la iniquità del nostro paese, di come i sistemi più efficienti sono quelli meno costosi, come invece sono sistemi molto più costosi e assolutamente inefficienti, e anche qualitativamente le risposte migliori le danno i sistemi che costano meno. E da parte di tutti noi ci deve essere l'orgoglio che la regione più efficiente in termini di rapporto costo-servizio in tutta Italia è Veneto, perché ancora prima della Lombardia, ancora prima del Piemonte, ancora prima dell'Emilia Romagna, la regione Veneto è quella che costa assolutamente meno di tutte e eroga la miglior qualità. E questo credo sia il frutto della cultura veneta, del buon governo, della buona amministrazione. Allora, quindi in un contesto come questo, la domanda, ringrazio ovviamente il moderatore Maurizio Battista per essere qui con noi e Domenico per aver coorganizzato, anzi per aver proposto l'organizzazione di questo convegno. Bisogna essere concreti appunto, perché visto il tema di cui si parla,
ci possono essere delle iniziative che hanno una valenza politica in quanto tale, e mi riferisco al referendum per l'indipendenza del Veneto. Quando è stato proposto, e la mia parte politica l'ha sostenuto, io sono stato uno fra quelli che ha detto non avrà un risultato pratico, praticabile, nel senso che l'indipendenza del Veneto non è tecnicamente possibile, perché l'articolo 5 della Costituzione prevede che l'Italia sia una indivisibile e quindi tu non puoi pensare di fare un referendum che abbia il risultato reale, realistico di dividere il Veneto dal resto del paese. Ha una valenza solo politica, nel senso che se si arrivasse, bisogna vedere poi se vengono raccolte risorse private in misura sufficiente, se si arrivasse a poterlo ottenere, sarebbe un segnale fortissimo nei confronti dello Stato centrale, cioè un po' quello che ha fatto nel tempo la Scozia, che è partita da un livello di autonomia inferiore, continuando a strappare, diciamo, rispetto allo Stato centrale, al governo centrale londinese, e di volta in volta è riuscita a portare a casa maggiore autonomia, maggiori risorse. Anche quest'ultima volta la Gran Bretagna è riuscita a rimanere al Regno Unito, dovendo concedere ulteriormente alla Scozia, perché proprio negli ultimi giorni il Regno Unito ha dovuto dire vi concedo questo, quest'altro, e a quel punto, giustamente, direi anche intelligentemente, gli scozzesi hanno detto stiamo qua, perché comunque alla fine stare uniti con quel tipo di autonomia e federalismo reale conviene. E quindi quello che ha fatto, dicevo, al di là delle iniziative politiche che possono servire come forzatura nei confronti dello Stato centrale, quello che ha fatto è utilizzare, e qui appunto abbiamo degli esperti, utilizzare gli strumenti che la Costituzione consente, che sia quello della, non tanto di dare al solo Veneto lo statuto speciale perché non lo otterresti, cioè se dici parto solo dal Veneto, dico chiedo solo per il Veneto speciale, puoi fare il referendum, puoi vincere il referendum perché il 90% vota sì, poi lo Stato centrale non te lo dà perché se lo dà te lo deve dare a Lombardia, ma la Lombardia lo deve dare a Emilia Romagna e lo Stato centrale fallisce perché i conti non tornano più. Però siccome ci sono altri strumenti all'interno della Costituzione che parlano di macro regioni, di poter mettere assieme le regioni, e quindi diventa un ragionamento interessante quello che avete sottoposto voi, proprio perché mi sono letto il documento che mi ha mandato Domenico, anche il professore, ragionare sul nord-est. Quello è un ragionamento da farsi, perché nel nord-est ci sono due regioni a statuto speciale, diverse tra di loro, tra l'altro, perché l'autonomia del Trentino Alto Adige è una cosa, quella friulana è un'altra, però ragionare su un tema di questo tipo può essere interessante perché forse è la strada tecnicamente percorribile. Quindi quello che va fatto è utilizzare esperti che siano appunto competenti in materia di costruzione delle autonomie e utilizzare la Regione del Veneto come capofila di questo percorso, perché comunque è chiaro che la Regione del Veneto, 5 milioni di abitanti, è uno di quelli che può essere un motore propulsivo in questo senso, ripeto, su una prospettiva che deve essere assolutamente concreta, cioè tu devi dire al popolo veneto guarda che questo è un percorso che può portare a questo risultato. Se tu ragioni così sicuramente puoi avere il seguito, perché la gente di proclami, slogan, promesse, demagogia è stufa perché non ce la fa più, cioè l'astensionismo al voto dell'Emilia Romagna che Renzi non ha preoccupato, ha detto è lo stesso, è un segnale terribile dal punto di vista della democrazia, cioè che 2 su 3 non vadano a votare è la cosa più brutta di quelle elezioni, al di là della grandissima vittoria della Lega che non può rendermi pieno d'orgoglio per quello che è stata la campagna elettorale condotta da Matteo Salvini, ma di gran lunga più preoccupante è il fatto che ci sia una sfiducia, una demoralizzazione, una non visione del futuro tale che 2 elettori su 3, non della Calabria, dell'Emilia Romagna, non sono andati a votare. Allora per questo dico che bisogna andare veramente a delle prospettive concrete dicendo questo è il percorso e lì si può arrivare, però puoi riconquistare la fiducia della gente. Questo tema del percorso costituzionale possibile per avere una prospettiva concreta che faccia fare qualche passo avanti al Veneto. Sì, grazie innanzitutto per l'invito. Credo che gli interventi che si sono succeduti ci hanno chiarito intanto un aspetto essenziale che ruota intorno al ruolo delle regioni, al federalismo, alla sussidiarietà
e cioè che la dottrina politica non è fatta di dogmi. La dottrina politica non è fatta di dogmi, nel senso che il cuore della politica è tenere insieme la complessità della realtà in favore della gente. E il bisogno della gente non è sempre lo stesso. Io sono nato in un piccolo paese del sud e arrivato a 20 anni sono andato a studiare a Milano. Quando sono arrivato a Milano sono andato ad abitare in un quartiere all'estrema periferia sud e mi sono accorto che nel palazzo dove abitavo tutti i cognomi finivano in. Cioè quel quartiere, il quartiere Corvetto a Milano, è un quartiere di immigrazione veneta, fatto dai veneti negli anni che vanno dal primo dopoguerra all'inizio degli anni 60. La ricchezza della Lombardia è marchiata al fuoco con la fatica e il sacrificio dei veneti fino almeno alla società. Poi siamo arrivati noi. Tant'è che io ho una parte robusta della famiglia che è immigrata in Veneto. Che cosa intendo dire? Intendo dire che le strutture che la politica si dà servono e leggono i tempi che viviamo. Che cosa devono salvaguardare queste strutture? La possibilità per le persone, le famiglie e le imprese di rappresentare il centro della vita della società. Infatti, se ci riflettiamo sul tema del federalismo, invece che partire dalle regioni, partiamo dalla grande incompiuta della storia che noi stiamo vivendo, che è il federalismo europeo. Cioè, l'Unione Europea è una costruzione politica che ha saputo garantire pace e sviluppo in questi 70 anni, ma che non ha mai raggiunto la possibilità degli Stati Uniti d'Europa, cioè della visione dei padri fondatori. Quindi ha all'interno delle enormi contraddizioni. Per esempio, noi abbiamo abbattuto i confini tra gli Stati e non esistono più le dogane. Però se prendiamo i confini esterni dell'Europa, sono ancora una competenza nazionale. Non c'è un sistema di difesa europeo. Quando gli Stati spendono, la somma degli Stati europei, dell'Unione Europea, spende per la difesa più di quello che spendono Cina, Russia e Giappone messi insieme. Eppure tutti gli Stati europei hanno problemi di bilancio della difesa. Perché ogni Stato europeo continua a comprare o a tagliare le stesse identiche cose, normalmente quelle che costano di più e che più di ogni altro ci sarebbe bisogno di possedere insieme. Faccio anche qui un esempio per essere chiaro. La Gran Bretagna non è più le portaerei, sono in costruzione e ci vorranno 10 anni.
L'Italia ha la portaerei ma non ha gli aerei. Gli aerei inglesi sono sulla portaerei francese. Gli americani sono andati via con la sesta flotta dal Mediterraneo e le uniche portaerei che circolano oggi nel Mediterraneo sono russe e cinesi. Allora, attenzione, perché la struttura che la politica si dà per rispondere al bisogno della gente deve essere in grado in ogni momento di raccogliere la sfida che viene dalla società per dare risposte adeguate. È solo così che le istituzioni si confermano come garanti, non padrone della vita della gente. Quindi la nostra domanda rispetto al problema dell'assetto dello Stato italiano devono essere molto semplici. Riusciamo a rispondere meglio al bisogno della gente se siamo uno Stato federale? E se sì, allora a quel punto come devono essere immaginate le regioni? Come ricordava anche il professor Antonini, di quali dimensioni per esempio? A quale bisogno di contesto europeo devono rispondere? Esempio molto pratico. Serve più una macro regione del nord o serve più una macro regione adriatica, contigua ai bisogni e ai problemi di Slovenia, Croazia, Albania? Non sono questioni alle quali la risposta la diamo oggi. Sto dicendo che se non ci si pone le domande giuste è letteralmente impossibile fare un discorso istituzionale, costituzionale che abbia qualche senso. Io dico semplicemente che il percorso di riforme sul quale lo Stato italiano si è messo con il governo Renzi rischia di essere un percorso di riforme in cui le riforme vengono dette, vengono gridate, vengono urlate, si dice anche che le si è già fatte e non servono a niente. Perché il grande rischio a cui ci esponiamo se non facciamo le domande giuste è quello di produrre soluzioni senza senso. Allora, un processo costituzionale deve salvaguardare un principio di sussidiarietà, cioè deve consentire alle autorità che sono più vicine alla vita dei cittadini di sostenere i loro sforzi. Quindi è importantissimo che nella gerarchia delle istituzioni sia impossibile che tutti facciano la stessa cosa.